Questa notte con il forte vento la seconda copertura del tetto, non il tetto originale ma una copertura in lamiera che era stata messa negli anni 90, evidentemente non ha retto e una folata verso le 5 di mattina l'ha parzialmente portata via. Operai al lavoro alla palestra Bortoluzzi lungo via De Nadai a Vittorio Veneto. Praticamente l'intera sovracopertura in lamiera non ha retto al forte vento che ha sferzato il vittoriese nella notte e in parte della mattinata con queste conseguenze. Complice la struttura in legno datata, una forte folata ha letteralmente divelto le lamiere, portando all'inegibilità la struttura sportiva. In questo momento la palestra è chiusa perché appunto come vedete dietro di me la ditta sta mettendo in sicurezza la parte che è stata asportata dal vento di tettoia e quindi in questi giorni queste saranno le attività fino insomma una quindicina di giorni per sistemare e mettere in sicurezza tutta la copertura. Tante le associazioni sportive che dovranno attendere il nuovo anno per riprendere le attività. Fortunatamente non solo è avvenuto di notte, quindi nessuno si è fatto male, che è la cosa più importante, ma è avvenuto all'approssimarsi delle vacanze natalizie, quando comunque diminuiscono le attività, e quelle 2 o 3 associazioni che continuano a utilizzarla anche durante le vacanze di Natale sono state ridistribuite nelle altre palestre. Possiamo dire insomma che con la ripresa della scuola, con il nuovo anno, si potrà tornare dentro? Presumibilmente potremmo ricominciare, poi sarà da capire come sistemare definitivamente la situazione. Resta il calcolo dei danni e il relativo investimento da parte del Comune. Bisognerà capire quali porzioni eventualmente siano salvabili di quelle che sono rimaste su e quali andranno comunque asportate in ogni caso.